Agriest Land, ambiente e territorio. Il futuro dell'agricoltura è a Udine Fiere. Anche la Coldiretti ha promosso degli incontri sul territorio per spiegare ai propri associati quali siano le novità introdotte dalla nuova PAC, la nuova politica agricola comunitaria. Ai nostri microfoni Giorgio Piazza, presidente regionale di Coldiretti. Alla luce della nuova PAC, quali sono i suoi sentori sulle prospettive del mondo agricolo da qui al 2020, visto che la nuova PAC durerà proprio fino a quest'anno? Sì, siamo ragionevolmente preoccupati perché comunque a fronte di una dotazione finanziaria tutto sommato buona che si è mantenuta per certi aspetti sul primo pilastro, quindi sui pagamenti diretti, indubbiamente allargando la platea dei aventi diritto alla percezione di questo contributo da parte della comunità europea, è ovvio, la coperta è quella, se si tira da una parte si accorcia dall'altra e quindi ci sarà sicuramente una riduzione. L'altra forma che un po' ci sta tenendo un po' sulle spine è il fatto applicativo, perché da due modi di pagamento, quindi articolo 68 pagamento disaccoppiato, si passerà a 7 forme di pagamento, 3 obbligatorie che verranno applicate su tutto il territorio europeo e altre forme di pagamento che saranno invece per fortuna tarate sulla dimensione nazionale. E lì la discussione che stiamo mettendo in campo anche attraverso il buon lavoro con la Regione è proprio quello di trovare un percorso assieme a tutti gli interessati, quindi altre regioni e il Ministero e lo Stato, per cercare di applicare in maniera molto aderente alla realtà italiana, alla realtà veneta, in modo che questo impatto negativo dal punto di vista finanziario sia il più contenuto possibile. E credo che questo sarà oggetto di grande discussione sia a livello nazionale ovviamente, su quello che sarà la figura dell'agricoltore attivo. Questa importante figura che è stata individuata nella proposta europea, che era quanto di più lontano da quella che è la realtà dell'agricoltore veneto ed italiano, noi la vogliamo invece riportare sui giusti binari, e cioè che la maggior parte delle risorse vada a chi vive di agricoltura, sia esso un imprenditore agricolo professionale, poi vedremo se è iscritto all'INPS o meno. Quindi da qui si passa da una platea potenziale di iscritti alla Camera di Commercio che hanno l'iscrizione alla Camera di Commercio, che sono circa 1,4 milioni in Italia, allo IAP, imprenditore agricolo professionale, che sono circa 850.000, a quelli che invece pagano l'INPS, che sono 450.000. Quindi capite, si capisce bene, la scelta sarà quella che derimerà poi quanti avranno diritto poi ad accedere alla fetta di risorse che arriveranno nel primo pilastro della politica agricola comunitaria. L'altro aspetto importante è che viene sancita invece una quantità di risorse importante, pari al 40%, un po' meno in Veneto, ma mediamente in Italia il 40%, sulla politica di sviluppo rurale, che questo è molto importante perché questo serve per lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese, serve per le misure agroambientali, soprattutto per una vicenda che è importante, che è quella di produrre dei beni pubblici a vantaggio di tutta la collettività, e che il 40% della politica più strutturata che fa l'Europa sia destinato a questo, credo sia molto molto importante. Quindi una PAC più verde che ci deve vedere noi imprenditori vicini al legislatore europeo nel capire e nel seguire anche una vicenda così importante, che è quella di dare delle risposte più compatibilmente con col rischio di impresa, che siano sostenibili dal punto di vista ambientale. Allora, di settori in difficoltà in Veneto sicuramente ce ne sono, uno su tutti penso alla zootecnia. Ecco, la nuova PAC aiuterà a cambiare le cose? Sì, sulla zootecnia lì noi faremo sicuramente una grossa battaglia, perché comunque dentro alle forme di pagamento che ti citavo prima ci sono una forma di pagamento che è accoppiata, che sarà l'unica possibilità di dare un aiuto diretto a settore per settore. Qui si tratterà di scegliere quale sarà il settore
che dentro alla dimensione politica ed economica della PAC dovrà essere sostenuto. Io credo che le regioni come la Lombardia, come il Veneto, dove la zootecnia ha un peso notevole, un ruolo importante anche per tutta quella che è la nostra produzione di prodotti a denominazione, io credo sarà uno dei settori che vedrà, diciamo, compensata questa perdita che si avrà rispetto alla politica precedente che si basava sui diritti storici. Qui invece accederanno tutti gli agricoltori, avranno diritto con tutti i terreni, quindi sarà un lavoro che noi porteremo certamente a buon fine in questo senso, quindi per dare una piccola mano anche agli allevatori, ma poi ci sarà in Veneto, c'è il tabacco, ci sarà il riso, insomma e c'è questa possibilità di avere almeno fino al 15% del potenziale da destinare ad aiuti accoppiati, insomma, ai settori. Allora, abbiamo parlato di quello che succederà, quindi di prospettive future. Facciamo un passo indietro, 2013, come lo definisce quest'anno per il mondo agricolo? Ma con una definizione si potrebbe, in poche parole, il 2013 lo potremmo definire come l'anno un po' di luci e ombre, un po' che è dovuto anche alle bizze del tempo, atmosferico intendo. Che siamo passati da una primavera piovosissima che ha ritardato le semine e che ha parzialmente compromesso anche tutta la redditività e l'operatività e la redditività dei cerealicoltori, non certo con i drammi del 2012 con le aflatossine, con le micotossine, e poi un'estate, diciamo, siccitosa che ha visto messa a dura prova tutta la capacità imprenditoriale, nonché tutta la gestione di quel patrimonio incredibile che è l'acqua che abbiamo in Veneto. Io credo che alla fine certi settori si sono difesi più di altri invece hanno dovuto subire per l'ennesima volta un battere e segnare il passo, perché purtroppo già dalla partenza si era partiti male, mentre nel vitivinicolo, diciamo, le cose sono andate abbastanza meglio e anche per certi periodi dell'anno anche l'ortofrutta si è difesa, insomma. Quello che invece è andato in forte crisi è appunto il settore cerealicolo e poi di conseguenza quello zootecnico, insomma, e quindi credo che lo possiamo scrivere un anno di luci ed ombre, non certo un anno totalmente positivo, perché purtroppo la nostra attività è sotto le stelle, sotto il cielo, e quindi subisce anche questo tipo di problematiche. C'è una volontà, credo anche del legislatore europeo, di andare sempre più verso quei percorsi in cui il rischio di impresa viene, diciamo, alleviato con strumenti, e questa sarà anche la battaglia di Coldiretti, con strumenti normativi che vadano a sostenere reti di protezione assicurativa anche per quanto non solo riguarda le calamità atmosferiche, ma anche per quanto riguarda proprio il vero e proprio reddito d'azienda che gli deve essere garantito, vuoi solo per i grandi investimenti che tutti i nostri agricoltori molto bravi del Veneto hanno fatto e faranno nel futuro. Quindi credo che bisognerà che ci dotiamo dentro al nostro sistema anche di strumenti di protezione, come dico, che siano, diciamo, parte integrante del rischio di impresa. Insomma, e credo sarà questo per cercare di ottimizzare e di soprattutto comprimere i danni che poi anche eventuali siccità oppure piovosità o altri rischi possono portare dentro l'impresa, perché comunque l'imprenditore deve comunque fare reddito.